Gabrielli ha condiviso questo aspetto. Tutto risolto dunque con il prefetto Gabrielli dopo il botta e risposta tra Venezia e Roma sui risarcimenti per la tragedia di Refrontolo dello scorso 2 agosto. Una polemica scoppiata qualche giorno fa quando la senatrice PD Puppato viene informata dal sottosegretario Erasmo D'Angelis che al Dipartimento di Protezione Civile di Roma non è ancora pervenuta la richiesta della Regione Veneto di risarcimento per la tragedia del Molinetto della Croda. Tra PD e Regione inizia uno scambio di accuse e difese. Ora il dirigente regionale Roberto Tonellato tenta di chiudere la vicenda, spiegando che dopo un ragionamento tecnico è emerso che la tragedia di Refrontolo, seppur con la sua tragicità, con le sue 4 vittime, non aveva i requisiti previsti nel punto C dell'articolo 2. Ci sono dei parametri che insomma portano a considerare che possa essere considerata un'emergenza importante per purtroppo il dispendio di vittime che ha generato, ma che abbia difficilmente i requisiti di un'emergenza, diciamo, che deve essere affrontata particolarmente con interventi di natura straordinaria. Da qui la decisione di inserire la tragedia di Refrontolo in un più ampio dossier comprensivo dei 14 stati di crisi registrati in Veneto nel 2014 per un totale di 35 eventi meteorologici, tra questi anche il disastro del Molinetto della Croda. È unire tutte le emergenze e valutare se con questo principio di unire tutte le emergenze l'insieme di emergenze, diciamo, di secondo livello, chiamiamole così, non prettamente di tipo C, possa essere ricondotto in un contesto generale un'emergenza maggiore. Per mettere definitivamente fine a tutte le polemiche, la decisione della Regione di scorporare dal dossier la parte relativa a Refrontolo, già inviata a Roma per la richiesta degli ultimi 2.700.000 euro. Non ci sono tematiche di ritardo perché, ripeto, il concetto dei 180 giorni è riferito alla durata dello stato di emergenza. Non esiste giuridicamente un termine entro il quale bisogna produrre questa tipologia di documenti. A breve invece l'invio del dossier completo dei 14 stati di crisi da febbraio 2014 per complessivi 177 milioni di euro. A Roma dunque spetta adesso l'ultima parola.